A Salgareda la tempesta ha causato numerosi danni all'agricoltura. Le perdite più consistenti per colpa del maltempo si sono però avute ai vigneti. Controllato l'orologio, 20 minuti di bufera, ridotto la campagna così. Cosa avete visto? Io ho visto tutta nebbia, non ho visto nient'altro, una bufera, veniva dentro acqua anche in casa, mia moglie che piangeva, mia figlia che piangeva, tanta paura. Tutte le vigne in questo fazzoletto di terra sono state letteralmente distrutte. La furia della tromba d'aria ha persino spezzato i pali di cemento che sostengono le viti, facendo cadere a terra i lunghi filari. Le viti, più vecchie e rigide, si sono spezzate, facendo morire per sempre la pianta. Vediamo cosa si può fare, cosa si può recuperare, non so. Le vigne sono compromesse. Purtroppo sì, anche per il prossimo anno secondo me. Una cosa così grossa non l'ho mai vista. Nella frazione di Campo Bernardo ci sono fra i migliori produttori di vino della regione. Da questa terra da decenni si produce del vino di eccellenza, dal Toccai al Cabernet Franc e Sauvignon, dal Merlot al famoso Raboso del Piave. Vino che quest'anno per colpa della bufera subirà un tracollo nella produzione. Diversi campi, ettari complesi. Danni irreparabili. Esatto, danni irreparabili che nessuno ci viene incontro. Chiederete lo stato di calamità? Io direi di sì, perché noi non abbiamo mai chiesto niente e speriamo perché questa volta di essere esauditi. Nonostante tutto, gli agricoltori si sono rimboccati le maniche e con un groppo in gola hanno iniziato la corsa contro il tempo per recuperare quel che resta e per cercare di tornare alla normalità.